Entriamo nel Triassico. Il Triassico è quindi nel Mesozoico, l'era della vita mediana. Il limite col Permiano è il limite più importante che si abbia nella storia della vita sulla Terra. Questo limite a 252 milioni di anni fa è quello che, come dice qualcuno, qualche paleontologo, è quando la vita ha rischiato di scomparire sulla Terra. 90-95% delle specie si sono estinte. Quindi tutto quello che abbiamo visto prima nel Permiano praticamente scompare. Solo poche linee di organismi continuano. Il mare è molto più povero, quindi queste ricche associazioni che abbiamo visto nel Permiano della formazione Bellerophon scompaiono. Abbiamo la formazione di Werfen e qui abbiamo veramente pochi fossili, non come numero di esemplari ma come numero di specie. Le associazioni sono dominate dai lamellibranchi, da questa famosa claraia con molte specie. Qui abbiamo la claraia che è la più famosa, la più bella. Ma come vedete dalle varie lastre ci sono tanti esemplari, ma sono tutti in genere di un'unica specie, che vuol dire che le condizioni al fondo erano abbastanza problematiche, difficili, e quindi non tutti erano in grado di sopravvivere in queste condizioni. Chi riusciva però aveva campo libero e quindi abbiamo tutte queste varie specie di molluschi che colonizzavano il fondo. La storia in questi primi milioni d'anni del Triassico è relativamente semplice, anche se ci sono dei cambiamenti di ambiente, di profondità, ma restiamo sempre in un mare poco profondo, abbastanza fangoso e mai veramente ricco di specie. Troviamo anche delle tracce, delle evidenze di vita, non troviamo gli organismi che le hanno prodotte, ma troviamo appunto le evidenze che questi organismi vivevano nel fondo e hanno lasciato le loro tane, le loro gallerie e queste prove di vita. Però siamo sempre in un ambiente non particolarmente ricco di forme di vita.